La Guardia di Finanza di Agrigento, su disposizione del procuratore capo dottor Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Chiara Bisso, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di un valore di euro 3.757.000 emesso dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento nella persona di Francesco Provenzano nei confronti dei due responsabili di un'associazione di volontariato di Canicattì che ha beneficiato illecitamente di ingenti finanziamenti pubblici erogati dall'ASP di Agrigento. I due, un marito e una moglie, sono indagati per più delitti di truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Il provvedimento cautelare giunge alla fine di una complessa attività investigativa coordinata dall'Ufficio della Guardia di Finanza che ha avuto origine da alcune attività ispettive di carattere fiscale eseguite dagli stessi militari nei confronti dell'associazione di volontariato Sicania Soccorso e dell'omonima impresa individuale, entrambi operanti nel settore della sanità. Le indagini di natura finanziaria hanno così consentito di accertare che i due indagati, titolari sia di fatto che di diritto di un'attività di impresa a fine di lucro, attraverso lo schermo giuridico di una fittizia associazione di volontariato dagli stessi gestita, riuscivano a stipulare con l'ASP di Agrigento delle convenzioni per l'assistenza ai malati tramite il servizio di trasporto con ambulanze, beneficiando illecitamente di contributi pubblici destinati per legge in via esclusiva al rimborso delle spese sostenuti dai volontari che svolgono in forma associativa servizi assistenziali senza alcuna finalità di lucro. Le somme di denaro accreditate dall'ASP sui conti della Sicania Soccorso erano lontani dall'essere utilizzati meramente apparente associazione di volontariato, venivano dirottate con artifizi fiscali e falsa documentazione nella disponibilità dell'impresa dei due indagati. Ciò ha consentito ai due coniugi al contempo di acquisire illecitamente i fondi concessi dall'ASP e dal Ministero erogati in favore dell'associazione di volontariato e svolgere invece una piena attività a fine di lucro nella gestione del servizio ambulante, facendo pagare il servizio agli utenti e intascando attraverso fittizie operazioni bancarie tutte in nero somme rilevanti in maniera del tutto illecita. Tra l'altro, l'associazione di volontariato sono state addebitate anche spese personali dei due indagati, del tutto estranee per loro caratteristiche all'espletamento dell'attività dell'ente, come l'acquisto di costose autovetture di grossa cilindrata per oltre 100.000 euro. L'attività illecita ha consentito agli indagati di ottenere anche un illecito indebito risparmio fiscale quantificato in euro 416.886 e di percepire indebitamente erogazioni e contributi pubblici ammontanti a complessivi euro 3.340.000. Nel corso delle due operazioni di perquisizione i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nei luoghi nella disponibilità dei due coniugi denaro in contanti per circa 109.000 euro, sequestrati anche ingenti disponibilità sui rapporti bancari esistenti per ulteriore 100.000 euro, 2 motocicli, 13 autoveicoli, tra cui 2 costosi SUV, 9 immobili e l'intero capitale sociale di una società che gestisce 3 attività di ristorazione, tra cui uno dei più frequentati locali della Movida Agrigentina nella località balneare di San Leone.